L'obiettivo è trasformare via San Fermo, oggi in pratica divisa in due parti, in una zona unica, in un distretto della moda che diventi punto di riferimento per Padova e per il Veneto. 150 negozi, la maggior parte di abbigliamento, ma non solo, che si snodano lungo la via e che in parte potrebbe essere pedonalizzata definitivamente. Per il momento siamo alle prove generali, che si faranno sabato 13 maggio, quando via San Fermo sarà piena di fiori, ospiterà artisti e installazioni, ma anche musica, in uno slogan San Fermo Experience. È una Padova che vuole cambiare un po' il vestito, diciamo su una zona come via San Fermo, che è sempre stata una zona vocata di brand importanti, farla ritornare ai livelli di anni scorsi. È un progetto ambizioso dove comprende tutto un quadrilatero, ma dove anche si pianifica veramente l'attrattività della città. Per la prima volta uniti i commercianti delle due anime di via San Fermo, quella del tratto verso piazza Garibaldi, più appariscente, e quella del tratto verso Ponte Molino e via Dante. Soprattutto per i turisti, perché ricordiamoci che abbiamo un centro congressi dove i congressi portano un turismo molto elevato e quindi quando un turista arriva a Padova vuole anche conoscere la città dal punto di vista commerciale. Poi chiaramente i padovani e la provincia di Padova. Valorizzare questa via e attirare marchi prestigiosi del mondo della moda è ciò che vogliono per primi i commercianti. Oggi il percorso ha circa 150 punti vendita dove molti sono ancora spitti, dove sono da potenziare. Noi come Federazione Moda Italia, come Confcommercio, come Ascom Padova stiamo cercando di prendere di brand nazionali per sollecitare la loro apertura e il loro interesse nella bellissima Padova. E dopo la pedonalizzazione temporanea della via fino a Galleria Borromeo, nel futuro potrebbe esserci la chiusura alle auto di tutta la strada e anche, perché no, di via Dante.